Vediamo insieme i risultati delle partite che sono state disputate durante l'ottava giornata del Girone A per il campionato dell'eccellenza. Selinunte contro Dattilo Noir 1-2, Mussumeli Riviera Marmi 2-0, Paceco contro Alba Alcamo 1-1, Pro Favara contro Mazzara finisce con il risultato di 1-1, Sport Club Marsala contro Parmonval 0-0, Sport Club Nissa contro Polisportiva Castelbuono 2-1, Gela contro Licata 0-1 e per finire Troina contro Atletico Campofranco 2-1. Vediamo ora insieme la classifica. Ai primi posti troviamo Paceco con 16 punti, Selinunte 15 punti e Nissa con 14 punti. A seguire Alba Alcamo, Parmonval, Dattilo Noir e Troina con 13 punti. Riviera Marmi, Mussomeli e Licata stanno a 12 punti. Atletico Campofranco e Marsala 8 punti, Polisportiva Castelbuono 7 punti, Pro Favara 6 punti, Mazzara 5 punti e per finire Terranova Gela 4 punti. Vediamo infine gli incontri che verranno disputati domenica prossima 6 novembre. Alba Alcamo contro Gela, Atletico Campofranco contro Pro Favara, Dattilo Noir contro Mussomeli, Licata contro Nissa, Mazzara contro Paceco, Polisportiva Castelbuono contro Folgore Selinunte, Riviera Marmi contro Parmonval e infine Troina contro Sport Club Marsala.